Izio Scleron Baruz Camurria e Made in Sud Mbare. Chi vuole fare fortuna e chi vuole fare l'artista, chi vuole fare pompini al presidente, al giornalista. La foto sulla rivista, la rivista il paparazzo, la velina, la valletta e la ministra succhia il cazzo. L'articolo in prima pagina, lo scandalo Belen, il delitto di Avetrana, porta a porta in top 10. Lo stato sulla bacheca, il forum di travaglio, messaggio al cellulare, bunga bunga e legge il bavaglio. Reality, conti in base allo share, cambio casa e cambio sesso come figlio di Cher. Le nozze di Kim Kardashian, il vestito di Elton John, Jersey Shore, la storia di Kate Middleton. Sfollati nelle tendopoli, corone e vallettopoli, faide nelle metropoli, Muammar fuori da Tripoli. Prima c'erano 3 monti, adesso uno. Il paese sta fallendo, ma non fotte a nessuno. Il mondo in cui vivono regge in piedi, non è importante in cosa credi e in chi credi. Che te ne importa della striscia di Gaza, se appena esci di casa fai le strisce di Gaza. Il mondo in cui vivono regge in piedi, non è importante in cosa credi e in chi credi. Che te ne importa se la NATO ha già deciso anche il destino di chi ancora non è nato. Con Clooney e la Canalis c'era gente che sognava, mamma il clou tutti i canali era il premier che scopava. Solo i casi non risolti con i morti in prima pagina fanno ancora più ascolti perché sono strappalacrima. Dalla rivolta calabra alla primavera araba, chi cerca libertà qua trova una strada macabra dove non basta manco darsi fuoco per protesta, ma in copertina la rivista c'ha chi manifesta. Dentro parla di Corona che inculava Lele Mora, al quale lui gli dava gioia in cambio di denaro e gloria, perché fotte un cazzo anche se muore Bin Laden. Qua la gente ha più interesse nel sex tape di Belen, nei capelli di Boateng, Balotelli e Leg Bang. Il principe William Nozze non è quello di Bel-Air, pare tutto è come se andasse un po' là come game, mentre alcuni ci derubano, altri aspettano il Big Bang. Il mondo in cui vivono regge in piedi, non è importante in cosa credi e in chi credi. Che te ne importa della striscia di Gaza, se appena esci di casa fai le strisce di Gaza. Il mondo in cui vivono regge in piedi, non è importante in cosa credi e in chi credi. Che te ne importa se la NATO ha già deciso anche il destino di chi ancora non è nato. Il mondo in cui vivono regge in piedi, non è importante in cosa credi e in chi credi. Che te ne importa della striscia di Gaza, se appena esci di casa fai una strisce di Gaza. Il mondo in cui vivono regge in piedi,